Euroregione.news. Il bando Restauro 2022 della Fondazione Friuli mette a disposizione per contribuzioni un importo complessivo di 600.000 euro, con l'obiettivo di conservare e valorizzare i beni storico-artistici di particolare valore presenti nelle ex province di Udine e Pordenone, incentivandone la conoscenza e la fruizione. Il bando è aperto anche a progetti di intervento edilizio per strutture inutilizzate o inadeguate da destinare alla socializzazione e creatività giovanili e ad attività di promozione socioculturale. Le domande vanno presentate per via telematica entro le ore 23:59 del 2 maggio. Nel presentare il bando ai media, in una delle sale del Visionario di Udine, luogo simbolico alla cui pregevole ristrutturazione in funzione sociale ha contribuito anche la Fondazione Friuli, il presidente della stessa, Giuseppe Morandini, ha commentato la mappa degli interventi dal 2018 ad oggi per un totale di 189 progetti per i quali sono stati erogati 2.184.000 euro che hanno prodotto a livello economico un effetto moltiplicatore di 8 volte superiore. Ma noi abbiamo un patrimonio artistico complesso e articolato che ci lancia una grande sfida, è la sfida della valorizzazione di quel patrimonio così com'è, nella complessità e nella distribuzione territoriale non semplice, perché abbiamo una regione che morfologicamente è complessa, avendo le province di Udine e di Pordenone circa la metà della propria superficie con aree montane. La sfida che viene accolta dalla Fondazione è quella di poter intervenire nel luogo dov'è l'opera d'arte, mantenendola anche nei paesi più marginali, perché l'attività di restauro in quel caso aggiunge un valore in più, che è il valore di veicolo di comunità, veicolo di socialità. È un veicolo che aiuta quelle comunità e quelle persone a ritrovare un elemento di identità, e questo è una misura formidabile per il contrasto allo spopolamento delle zone marginali. Lei è particolarmente orgoglioso di un dato numerico che si collega a questo bando. Rispetto ai contributi che vengono erogati di anno in anno, il valore si moltiplica. È un multiplo che noi analizziamo in ogni bando che la Fondazione emana. Nel caso del bando Restauro è il rapporto fra il contributo che concede la Fondazione e il valore del progetto che viene realizzato. In questo caso il fattore moltiplicatore è addirittura 8 mediamente, che significa che sta a indicare la reattività soprattutto delle comunità che concorrono alla realizzazione dei progetti, ma anche alla sensibilità delle istituzioni che rendono possibile progetti di recupero che significano anche generazione di valore e anche lavoro e mantenimento delle straordinarie imprese di restauro che abbiamo su questa regione, e che quindi concorrono a un benessere culturale, un benessere sociale, un benessere anche economico anche dei paesi più marginali. La soprintendente all'archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, Simonetta Bonomi, ha parlato di valore identitario del patrimonio culturale, e questo si lega anche alla capillarità territoriale degli interventi che il bando Restauro di Fondazione Friuli consente, contribuendo alla sopravvivenza di beni culturali altrimenti destinati al degrado. Questo bando non va solamente visto come leva economica, ma anche come opportunità di valorizzazione del lavoro qualificato. Nel confermare l'appoggio di Intesa San Paolo, Francesca Nieddu, direttrice regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia di Intesa San Paolo, rappresentata in conferenza da Massimo Quaglia, direttore dell'area Exclusive, ha ricordato che il recupero del patrimonio culturale crea opportunità di crescita e coesione sociale ed è strategico per il Paese. Per questi motivi trova spazio a pieno titolo nel piano d'impresa 2022-2025 di Intesa San Paolo. Intesa San Paolo è vicina a tutti i territori. Siamo una banca indubbiamente di rilevanza nazionale e quindi siamo molto vicini alla cultura e all'arte, perché siamo convinti che attraverso anche il restauro di patrimoni e il mantenimento di determinati patrimoni che sono storia possiamo aiutare tutte le comunità. Siamo veramente felici di rinnovare questa collaborazione anche con la Fondazione Friuli, proprio per lavorare, come rappresentato benissimo sulla cartina che era rappresentata oggi, su tutte le comunità, su tutti i territori. L'assessora regionale Tiziana Gibelli ha ribadito che il bando Restauro viene incontro alle ingenti risorse necessarie per la conservazione del patrimonio culturale. Patrimonio che va amato e mantenuto se si vuole che
sia anche motivo di attrattività turistica. Gibelli ha parlato di collaborazione integrata a tutti i livelli per raggiungere obiettivi di sviluppo del territorio. I soggetti della produzione culturale presenti in regione hanno capito che collaborando tra loro diventano più forti. Il passaggio che manca riguarda però, ha osservato l'assessore regionale, i piccoli comuni che proprio a causa delle carenze organizzative spesso non sono in grado di esprimere progettualità culturale e per questo dovrebbero allearsi con il mondo associativo. Sia l'assessore regionale alla cultura Gibelli che il presidente della Fondazione Friuli Morandini si sono soffermati nei loro interventi sull'importanza dell'art bonus regionale, in quanto non solamente leva fiscale, ha detto Morandini, ma strumento culturale che interpreta il patrimonio artistico come patrimonio comune. Euroregione.news